Confservizi Veneto, nell'ambito del progetto Padova Sostenibile e Responsabile, effettuato in collaborazione con la Camera di Commercio, incontra oggi il Centro Servizi Volontariato di Padova, nella fattispecie il presidente Giorgio Ortolani e il direttore Alessandro Leon. Oggi inizia un percorso insieme per quanto riguarda il progetto e il premio Gattamelata. Sì, una bella novità quella che abbiamo iniziato quest'oggi nell'unione del Centro Servizio al Volontariato con la vostra associazione per poter condividere il premio Gattamelata che noi già da anni diamo. Noi normalmente assegniamo questo premio a delle associazioni, a degli enti che operano nel volontariato, ma quest'anno ci sarà la vostra sezione speciale sul tema dell'acqua. Mi auguro che questa unione possa portare contributo non solo a noi e a voi, ma possa coinvolgere enti, ditte, associazioni e soprattutto la cittadinanza. I premi verranno consegnati in 2 momenti speciali, vero? Sì, la previsione è di consegnarli durante l'Expo Scuola per quanto riguarda appunto le scuole e nella settimana del 5 dicembre, che è la settimana internazionale del volontariato, per quanto riguarda appunto le altre sezioni che riguardano appunto le associazioni e l'impresa. E anche questa è una modalità per poter coinvolgere il più possibile sia i giovani che le persone che in qualche modo sono impegnate nella società. Perfetto.